vi porto con me un attimo perché è troppo un casino, perdonerete le difficoltà tecniche, però guardatevi insomma le reazioni, i pianti nel club Napoli-New York, e poi non c'è il gol di Olivera, ma non c'è il gol di Dia perché avevo staccato tutto, era un macello con i telefonini. E poi ci vediamo a fine video per una considerazione. Il 29 aprile del 1990 in campo c'era un certo Diego Armando Maradona. Occhio al pressing della Salernitana con Meletti che allontana. Palla che arriva nella zona di Olivera, sfidato da Castanos, Chiellini. Lancio lungo, Castanos, prima di lui Olivera. Ma caccia il pallone Osimhen che lo mette giù bene, si muove Lozano, scappa veloce il giocatore messicano, è veloce anche Bordalic, Lozano ci arriva per primo, appoggia all'indietro, concentrazione massima ai suoi Mazzocchi. Ecco i tifosi del Napoli che attendono solo un gol di Osimhen per poter esplodere nella loro festa. Qualche passo indietro. Tanto avete sentito le indicazioni di Spalletti a Kvaratskhelia, stai là, l'ho visto troppo basso in questi primi 13 minuti. Di Lorenzo, Rahmani, Kim Sousa sembra abbastanza tranquillo, soddisfatto del posizionamento dei suoi. C'è Paolo Sousa che corre insieme ai suoi difensori, Osimhen guarda in mezzo, parte il traversone verso Kvaratskhelia, 1 contro 1, bravissimo Danieluk. Fischia l'arbitro, sbuffa Spalletti, cross in mezzo a Simone, Ochoa risponde a Guantoni aperti, palla in calcio d'angolo. Napoli vicino al gol dell'1-0, questa volta sì. Ochoa è bravo a farsi trovare nella posizione. Anghissa, Zielinski, occhio perché c'è un... Occhio Giorgiano, guarda centralmente, va ad Anghissa, zona tiro, ci prova Anghissa, deviazione, calcio d'angolo. Applauso di Anghissa per il Olivera, ancora il pallone, la controlla e poi lo gioca insieme alla bolla. Napoli in questo momento a 79 punti, non basterebbero per vincere, per far festa già oggi. È stato un per Lozano, tutto bello tranne che l'ultimo passaggio, troppo lungo, rimessa Salernitana. Ora aggredito da Osimhen che gli porta via il pallone, Kvaratskhelia, parte la traversione per Lozano, cerca di controllarla, lo fa bene Di Lorenzo che poi vorrebbe un tocco di mano, l'arbitro lascia proseguire. Rahmani di Lazio. Uno contro uno, ancora Kvaratskhelia, parte della traversione che viene deviato, allontana imboniato Paolo Sousa, parte della traversione centrale Osimhen, questa volta verso Meret, brividino a parte dei tifosi partenopei, tutto l'idea, Anghissa, Kvaratskhelia, ancora per Anghissa, lo bocca.
E la considerazione è che dobbiamo stare sereni e che lo so, fa male, però chi tifa Napoli piange 2 volte. Piange quando ci si incontra, perché è community, perché è senso di identità, 3 volte. Piange quando segna Oliveira e poi non piange, però ci resta male quando ci rimandano l'esplosione di gioia, ce la rimandano. Io ho detto nella live che ho fatto che è prolungata la gioia, in questo momento non è gioia, non diciamoci stupidaggini, non stiamo gioendo per il pareggio con la Salernitana, però vediamo se arriva giovedì, vediamo se arriva domenica, vediamo se avevo ragione io con la Fiorentina, tra Fiorentina e Bologna. Da New York, Valerio Fluido è tutto e andiamo pure live. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.